I contagi che 4 settimane fa crescevano del 60%, ora calano del 20% e l'RT scende sotto 1, resta alta la pressione sugli ospedali, Friuli Venezia Giulia ancora da zona rossa. Nei 3 giorni di Pasqua si potranno raggiungere le seconde case, no alle grigliate tra amici, per le visite resta il limite dei 2 ospiti, a chiarire obblighi e divieti per le festività blindate il prefetto Valenti. Ripartite oggi le ronde a Udine, le guardie giurate vigileranno per conto del comune le zone sensibili della città, a partire da Borgo Stazione, sotto monitoraggio anche l'area dell'ex caserma Cavarzerani. Controllato dalla Polstrada al casello di Villesse, un mezzo che trasportava 780 agnellini provenienti dalla Romania erano stipati in spazi ristretti, senza acqua né ventilazione. La CDA Massons compie l'impresa nel campionato di A2 dopo la sosta forzata per più di un mese per i contagi da Covid, batte nel primo recupero la capolista Busto Arsizio. A tutti voi buonasera, ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli che apriamo parlando degli ultimi dati, quelli del report che riguardano l'evoluzione della pandemia in Friuli Venezia Giulia, ma poi anche le novità che riguardano i vaccini in farmacia e le cure domiciliari per i pazienti Covid. Ma partiamo dai dati, i contagi che 4 settimane fa crescevano del 60%, oggi sono in diminuzione quasi del 20%. Ci vorrà ancora del tempo perché questo abbia effetti sugli ospedali dove l'occupazione dei posti letto Covid resta sempre sopra la soglia critica. L'RT è tornato intanto sotto a 1. 4 settimane fa i contagi in Friuli Venezia Giulia erano aumentati di quasi il 60% rispetto ai 7 giorni precedenti. Questa settimana risultano in riduzione del 19%. Si cominciano a misurare gli effetti delle misure restrittive messe in atto nella nostra regione, dove peraltro l'RT è tornato nuovamente sotto 1. È passato in 7 giorni da 1,23 a 0,98. È quanto emerge dalla bozza del report dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute. Il Friuli Venezia Giulia, tuttavia, resterà in lockdown come tutto il resto d'Italia per le festività pasquali, certamente fino al 6 aprile. L'incidenza per 100.000 abitanti risulta ancora molto elevata, tra il 17 e il 30 marzo è di 798 casi, ben al di sopra della soglia dei 250 che sancisce il passaggio o la permanenza in zona rossa. Dalla bozza del report emerge che il numero di casi sintomatici notificati per mese è passato da 12.954 della scorsa settimana a 14.484 dell'attuale. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei test effettuati è scesa leggermente da 16 a 14,8. Il numero di contagi riportati alla Protezione Civile negli ultimi 14 giorni è passato dal più 2% al meno 19,3%. Le settimane precedenti l'aumento era stato rispettivamente del 37, del 38 e del 57%. Resta ancora molto forte la pressione sugli ospedali della regione, con l'occupazione dei posti letto Covid stabilmente sopra la soglia critica. Una lievissima flessione si registra nelle terapie intensive, passate da 47 a 46%. Aumentano i pazienti contagiati accolti nelle aree mediche, passati dal 49 al 53%. Il numero di focolai attivi è aumentato da 1.656 a 1.683. I nuovi focolai sono passati da 669 a 681. E abbiamo in collegamento in diretta con noi via Skype il vicepresidente della regione con delega alla salute Riccardo Riccardi, che salutiamo e ringraziamo come sempre per aver risposto al nostro invito. Buonasera. Buonasera a voi. Partiamo intanto dai dati. Si diceva c'è bisogno di attendere ancora un po' perché questo rallentamento nella curva dei contagi abbia effetti poi anche sugli ospedali, sui ricoveri. Avete già un'idea di quando si possa in qualche maniera alleggerire la situazione nelle strutture ospedaliere della regione? Diciamo che la coerenza della curva dovrebbe dirci che tra una settimana, 10 giorni,
dovremmo cominciare a vedere qualche riduzione nel corso di questo periodo, una riduzione della domanda ospedaliera. La domanda ospedaliera è l'ultimo anello della catena rispetto all'andamento delle curve. Le curve, l'avete ben spiegato voi, stanno scendendo, sono ancora alte, stanno scendendo e quindi conseguentemente la coerenza di tutto questo dovrebbe portarci anche a una riduzione della domanda ospedaliera. Naturalmente tutti auspichiamo che questo naturalmente avvenga. Ci sono stati nel corso del pomeriggio 2 importanti incontri, uno dei quali si è concluso da poco, 2 le tematiche, i vaccini nelle farmacie e poi le cure domiciliari per i pazienti Covid. Allora, quali sono le principali novità? Ma con i farmacisti intanto io colgo l'occasione per ringraziarli perché tutto il sistema delle prenotazioni è pesato per buona parte sul loro lavoro e non è un lavoro semplice, è un lavoro di fiducia, un lavoro impegnativo nei confronti delle persone che giustamente si presentano, c'è chi è convinto, chi è meno convinto, chi ha bisogno del consiglio, c'è un'analisi puntuale anche delle condizioni delle singole persone, quindi li ho ringraziati per il lavoro che hanno fatto e diciamo sono pronti e disponibili a fare questo ulteriore passo in avanti che riguarda la possibilità di vaccinarsi anche nelle farmacie. Questo è figlio di alcuni accordi, è figlio della decisione anche assunta dal governo nel corso della serata di ieri. Diciamo che abbiamo un mese per organizzarci e per capire come questi punti che io ritengo importanti perché sono distribuiti sul territorio possano aiutarci in quella che è la grande sfida della campagna vaccinale. Devo dire che ho incontrato grande disponibilità e io di questo vi voglio ringraziare. L'obiettivo è quello di far sì che i vaccini si facciano in farmacia entro il mese di aprile. Sarà necessaria una formazione, in particolare una formazione online? Sì, sì, devono seguire dei corsi di formazione. Diciamo, come dicevo, abbiamo un mese per organizzarci in maniera che con il prossimo mese questa possa essere un'ipotesi sostenibile, naturalmente in presenza della disponibilità dei vaccini, perché questo è il primo presupposto del è stata una riunione molto lunga, ma devo dire anche molto interessante, dove i nostri infettivologi, quindi il professor Luzzati, il professor Tascini e il dottor Crappis, hanno dialogato praticamente buona parte del pomeriggio con i presidenti degli ordini dei medici, con i responsabili delle organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale, per cercare di mettere a punto visioni comuni in relazione al trattamento domiciliare delle persone colpite da Covid. Questo è importante per rassicurare le persone, per consentire ai medici di avere le migliori informazioni legate alle esperienze che dentro le nostre infettivologie ci sono state nel corso dell'anno e per cercare anche di dover ridurre la domanda ospedaliera. Se delle persone possono essere curate a casa, la letteratura ci insegna che meno in ospedale si va, meglio si sta. Ecco, da questo punto di vista, come è andato l'incontro? No, no, è stato un incontro interessante, devo dire, ho sentito anche un bel clima, quindi sono fiducioso che questo lavoro insomma, proseguirà e naturalmente devo ringraziare tutti i nostri professionisti che sono sul fronte da un anno e sì, sicuramente non è stato un anno facile per i pazienti, per le famiglie, purtroppo con un pensiero a chi non c'è più ed è caduto in questa brutta storia, però li ho visti ancora molto motivati per curare le persone e anche per quanto riguarda la campagna vaccinale, che è l'unico vero strumento che noi abbiamo contro questo maledetto virus. Ci sono aggiornamenti per quanto riguarda l'andamento della campagna in regione? Ma guardi, adesso io entrerò nella ultima riunione della giornata e cercheremo di allineare i dati, non cercheremo, allineeremo i dati. Quindi ho due elementi insomma, ben impressi. A ieri la nostra consegna di vaccini era di circa 250.000 dosi, in questa regione sono state utilizzate 230.000. Più o meno le 20.000 che avanzavano riguardava AstraZeneca che ha subito prima la modifica dell'età di accesso, poi il blocco dell'utilizzo, poi il sequestro,
ma diciamo nella sostanza, abbiamo utilizzato tutti i vaccini che avevamo a disposizione. Adesso questa sera faremo l'analisi di Pfizer e AstraZeneca che sono arrivati e ci prepareremo nel corso dei prossimi giorni, naturalmente con le attività che sono organizzate. L'altro elemento che mi sembra importante, noi oggi abbiamo aperto le agende per quanto riguarda la categoria 74-70 anni alle 18 e all'aggiornamento delle 18:30 avevamo superato gli oltre 20.000 le oltre 20.000 prenotazioni in una platea potenziale di circa 75.000 persone. Quindi direi che nel corso di una giornata 20.000 prenotazioni continuiamo in questo trend di forte adesione alla campagna vaccinale e questo è un dato importante. Grazie allora al vicepresidente della Regione Riccardi per averci dato in tempo reale questi aggiornamenti. Grazie e buon lavoro. E avevamo parlato appunto in apertura dei dati e anche dell'andamento della curva dei contagi. Anche la Fondazione Gimbe oggi ha confermato che il Friuli Venezia Giulia è tra le 3 regioni italiane dove si registra un calo maggiore dei nuovi contagi. Si parlava anche di vaccinazioni. Gimbe fa sapere che la percentuale che in Friuli Venezia Giulia di popolazione che ha completato il ciclo è del 6,5%, gli ultra ottantenni che hanno assunto prima e seconda dose sono il 33,7%. Intanto vedete già il bollettino con l'aggiornamento quotidiano: 15 oggi le persone che hanno perso la vita con Covid in Friuli Venezia Giulia, calano i ricoveri nelle terapie intensive, sono 81 anche quelli in altri reparti, 652 su 8.075 tamponi molecolari, sono stati rilevati 481 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,96%. Su 3.548 test rapidi antigenici sono stati rilevati 239 casi, il 6,74%. Ancora in discesa il numero di persone in isolamento, sono attualmente 14.083. E intanto l'Ateneo di Trieste ha individuato oltre 20 varianti. Uno studio di un gruppo di ricercatori dell'Università di Trieste ha usato il metodo computazionale per prevedere gli effetti delle varianti SARS-CoV-2 sull'organismo umano, arrivando a prevedere già lo scorso dicembre una ventina di varianti, di cui una componente, mutazione 501 in particolare, è stata poi identificata nelle ben noti varianti aggressive del virus, quali quella inglese, quella sudafricana e la brasiliana. È partito questa mattina il centro di vaccinazione a San Vito al Tagliamento. Vediamo. La prima somministrazione è stata fatta questa mattina, poco prima delle 9. Ha preso così il via, senza sembramenti e code, il centro di vaccinazione anti-Covid allestito nel Palazzetto dello Sport di San Vito al Tagliamento, situato nella frazione di Ligugnana. Dotato di 8 postazioni, che potranno essere aumentate di numero, è capace di effettuare 850 vaccinazioni al giorno e servirà nel complesso 12 comuni dei distretti del Tagliamento e del Sile. Il centro è stato allestito in pochissimi giorni. Nel giro di una settimana abbiamo messo in piedi quello che qua si può vedere. Credo di esprimere una grande soddisfazione sia per il fatto che San Vito è sede del centro, sia per quanto riguarda le modalità con cui si sta svolgendo. L'impegno vale parecchi mesi, intanto fino ad aprile, e ci auguriamo che si possa andare verso quella immunità di comunità che è fondamentale per la ripartenza complessiva di tutto. Quello di San Vito si affianca al centro di vaccinazione della Fiera di Pordenone, ma presto in Friuli Occidentale ne nasceranno di nuovi. La Regione e l'ASFO hanno previsto una pianificazione di controlli il più vicino possibile ai cittadini, che vuol dire che a Pordenone è partito il punto di vaccinazione alla Fiera, a San Vito è partito il punto di vaccinazione al Palazzetto, poi partirà a Sacile e probabilmente partirà anche a Magnago. E la Regione ha chiesto al Governo di inserire anche gli esposti all'amianto nella tabella ministeriale dei soggetti fragili ai quali spetta la vaccinazione per il Covid-19. Attualmente nell'apposito registro sono iscritte 11.318 persone. La Regione ha fatto sapere che il Ministro Speranza e il Governo sono di fatto gli unici soggetti che hanno l'autorità di modificare il piano nazionale di vaccinazione.
E come diceva prima il vicepresidente della Regione Riccardi, oggi si sono aperte le agende per la prenotazione del vaccino per le persone tra 70 e 74 anni, 20.000 le prenotazioni, code fin dal primo mattino fuori dalle farmacie. Vediamo. Siamo nella farmacia Colutta di Udine proprio per vedere com'è andata questa mattina l'apertura con la dottoressa Antonella Colutta qui con noi. Buongiorno, com'è andata questa mattina? Voi. È andata bene, devo dire che c'era una coda alle 8:30 come ogni apertura di nuove fasce di età. In realtà questa è una fascia di età che non ha creato particolari problemi e quindi si è esaurita rapidamente. Abbiamo accontentato le persone in coda ma anche durante la mattinata in maniera abbastanza facile e scorrevole, ecco, sì. Non hanno chiesto che tipo di vaccino è, cosa particolare? No, devo dire che non è capitato, ne abbiamo fatte tante di prenotazioni, siamo una cinquantina di prenotazioni, nessuno ha chiesto vorrei un vaccino rispetto a un altro, no, andava bene tutto. Quindi adesso le prime prenotazioni per il vaccino sono state fissate per che data? E le prime prenotazioni subito dopo Pasqua, c'erano ancora delle finestre subito dopo Pasqua e in realtà adesso stiamo prenotando per fine aprile, quindi presumo che ci sia stata una larga adesione a questa campagna, diciamo, di prenotazione per gli over 70. Ecco, le prenotazioni vengono fatte in farmacia e poi a seconda delle esigenze della persona che si vuole vaccinare ci sono i vari hub sulla provincia di Udine dove le persone poi si recano per eseguire l'inoculazione. Nei 3 giorni di Pasqua sarà possibile raggiungere le seconde case, no alle grigliate con gli amici e visite rispettando il limite di 2 ospiti. In tanti si chiedono in questi giorni ciò che è possibile e invece è vietato fare. Allora abbiamo rivolto qualche domanda al prefetto di Este, Valerio Valenti, appunto, il quale auspica davvero che questa sia l'ultima occasione per parlare di regole e restrizioni, sottolineando comunque quanto sia importante rispettarle. Con la campagna vaccinale avviata e la primavera che bussa, con almeno sulla carta il relativo possibile calo dei contagi, ecco che la Pasqua potrebbe essere l'ultimo scoglio da superare nelle limitazioni Covid. Il governo ha comunque chiesto prudenza e l'appello delle autorità è di restare quanto più possibile a casa, limitando al massimo gli incontri con i parenti, soprattutto se anziani. La grigliata con gli amici non si potrà fare. Sì alle visite di amici e parenti, ma solamente al massimo 2 persone, possibilmente sempre le stesse durante sabato, domenica e lunedì. In questi 3 giorni di sabato, domenica e lunedì ci saranno delle ulteriori, come dire, possibilità di spostamento, quello di intanto sulle seconde case, che so che è anche uno dei temi più richiesti. Si potrà andare nelle seconde case con il proprio nucleo familiare, quindi se ci sono figli minori, con 2 figli minori si potranno andare insieme. Tutto questo ovviamente nel limite anche di quelle regioni che hanno adottato provvedimenti limitativi come il Piemonte e la Liguria ad esempio, quindi si potrà spostare anche fuori regione per raggiungere una seconda casa appunto nei giorni di sabato, domenica e lunedì. E poi sarà possibile anche tra le 5 del mattino e le 22, quindi rispettando il limite del coprifuoco, fare visita ad amici, parenti, congiunti, sempre con le stesse modalità, evitando evidentemente assembramenti, evitando le mega riunioni, mega pranzi e rispettando il più possibile anche l'obbligo di osservare, come dire, la mascherina, il divieto, diciamo, di stare senza mascherina e una distanza di sicurezza. Queste allora le regole del gioco, ma i friulani come si stanno organizzando per Pasqua e Pasquetta? Ne abbiamo sentiti alcuni. Qual è il programma per questa Pasqua in zona rossa? Ma staremo a casa, verrà la mamma a pranzo da noi, abbiamo ordinato il pranzo al ristorante, lo andremo a prendere. Sono ospite suo e basta, si riduce la nostra festa, stare in compagnia che è sempre un piacere. E la Santa Messa? Santa Messa, certo. Oddio, visto l'andazzo probabilmente staremo a casa, il lavoro per il momento siamo fermi, quindi
passeremo in famiglia noi tre e basta, insomma. Normalmente vado da mio padre, solo che visto che è giustamente prudente, preferiamo evitare la fase del pranzo che è senza la mascherina, e quindi ognuno quest'anno sarà un po' come l'anno scorso, a dire la verità, isolato. Abbiamo i familiari attaccati e siamo sotto, insomma facciamo una cosa, diciamo siamo i quattro, giusti e stiamo in famiglia, insomma. E la merenda invece di Pasquetta? E lì abbiamo pensato effettivamente di fare un asporto. La crostata di cioccolata, una crostata di crema, la pasqualina e una faraona o comunque un arrosto. Purtroppo un po' di costicine di agnello per mio marito e così, insomma, cercare un po' di festeggiare vista la situazione. E per i bambini invece cosa si può fare per 2 giorni? Insomma? Un ragazzo, e quindi cercare di fare qualche gioco insieme, gioco da tavolo, e vedere qualche film. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, infrastrutture per una mobilità sostenibile, rivoluzione verde, transizione ecologica e assistenza sanitaria. Si focalizzano su questi temi le 5 schede contenenti i progetti regionali per il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, che sono state definite e approvate oggi dalla Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia in vista della conferenza Stato-Regioni dell'8 aprile. I progetti nel complesso valgono 9,5 miliardi di euro. Abbiamo ritenuto opportuno aggiornare le schede in vista dell'incontro che i governatori delle regioni avranno con il Presidente del Consiglio Mario Draghi il prossimo 8 aprile, evidenziato Zilli. Le proposte rispondono all'immediata attuabilità del progetto di investimento, alla possibilità di generare effetti rapidi e positivi per un gran numero di beneficiari, al rilievo occupazionale, alla creazione di beni pubblici, alla resilienza dei territori attraverso l'utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse naturali, alla complementarietà con interventi già in corso e con quelli in fase di individuazione per i prossimi programmi della politica di coesione per il periodo 2021-2027, ha evidenziato Zilli. Un uomo di 58 anni di Varmo è morto questa mattina in un ufficio di un'azienda edile di Fagagna dove si era recato per lavoro, colto da un infarto. Per lui non c'è stato purtroppo nulla da fare, svolgeva l'attività di agente di commercio sul posto. I carabinieri di Codroipo insieme alla polizia locale di Fagagna e al personale sanitario. Ed ora la storia di un furbetto della scuola guida. Vediamo. Dopo aver smascherato nei giorni scorsi un nigeriano che si era fatto sostituire da un cittadino del Togo per superare l'esame per la patente alla motorizzazione civile di Pordenone, la polizia stradale ha scoperto un altro furbetto, sempre nel capoluogo del Friuli Occidentale, che ha cercato di barare durante i test per il conseguimento della patente B. Gli agenti in abiti civili, fingendosi esaminatori, hanno partecipato alla seduta dell'esame di teoria e la loro attenzione è stata attratta da un candidato di origine senegalese residente in provincia di Modena. L'uomo indossava una mascherina FFP2 eccessivamente rigonfia e, mantenendo una postura innaturale e ricurva, portava spesso le mani alla bocca. I poliziotti si sono così fatti consegnare la mascherina, fornendone al candidato una nuova, scoprendo l'ingegnoso trucco adottato per passare i test senza fatica. In realtà si trattava di 2 mascherine sovrapposte, in mezzo alle quali era stata nascosta una microcamera capace di trasmettere le immagini attraverso la rete, consentendo di guardare l'esame da remoto. Le risposte corrette venivano suggerite attraverso le vibrazioni del cellulare in tasca al candidato, una per quelle vere, 2 per quelle false. Il cittadino senegalese è stato denunciato in stato di libertà per truffa. E a proposito di furbetti, madre e figlia sono state denunciate dalla Polizia di Stato di Trieste durante un controllo nell'area tamponi Covid del comprensorio di San Giovanni. Simili nei lineamenti hanno tratto in inganno il personale sanitario. La figlia ha preso il posto della madre durante l'esecuzione del test per permettere alla parente già positiva al virus di terminare il periodo di quarantena. Le 2 donne, cittadini di origini sudamericane, adesso devono rispondere di sostituzione di persona in concorso. Sono iniziati stamattina i controlli delle forze dell'ordine all'ingresso di Lignano per gestire l'arrivo dei vacanzieri per il lungo weekend di Pasqua. Il monitoraggio degli spostamenti su strada, coordinato dalla Questura di Udine, vedrà l'impiego di tutte le forze dell'ordine. I controlli saranno finalizzati a gestire l'arrivo dei turisti dall'Austria.
È ripreso oggi il servizio di controllo delle guardie giurate del Corpo Vigili Notturni nelle zone sensibili di Udine per conto del Comune. I vigilantes monitoreranno non solo Borgo Stazione ma anche l'area dell'ex caserma Cavarzerani. Riprende il servizio di vigilanza curato dalle guardie particolari del Corpo Vigili Notturni nel capoluogo friulano, con una novità. I vigilantes non ne monitoreranno solamente la zona di Borgo Stazione e i parchi, ma anche via Riccardo Di Giusto e la ex caserma Cavarzerani di via Cividale, su richiesta, in quest'ultimo caso, del Comitato Cavarzerani, quindi della comunità locale. Il servizio, spiega l'assessore alla sicurezza del Comune di Udine, Alessandro Ciani, durerà per un anno solare, quindi fino al 31 marzo 2022. Totalmente finanziato dalla Regione, va ad affiancare l'attività della polizia locale che in questi giorni ha concentrato la sua attenzione nella zona di Borgo Stazione con servizi mirati che hanno sortito finalmente l'abbassamento delle sanzioni ordinarie e anche anti-Covid, in particolare per il consumo degli alcolici lungo le strade. Particolarmente gradito dalle famiglie il servizio di vigilanza nei parchi. In questi giorni pre-pasquali la Polizia Stradale ha messo in campo 41 pattuglie per monitorare il trasporto internazionale di animali vivi. Vicino al casello di Villesse è stato ispezionato un mezzo che trasportava 780 agnellini provenienti dalla Romania con un sistema di abbeveraggio e di ventilazione inefficienti. Troppo poco poi lo spazio vitale tra un piano di carico e l'altro che costringeva gli animali ad una postura innaturale quasi prona. Durante i controlli, vista l'elevata temperatura di questi giorni, i poliziotti e i veterinari hanno fatto posteggiare i mezzi all'ombra per salvaguardare il benessere degli animali. Il 2 aprile si celebra la giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo. Le iniziative online della Fondazione Progetto Autismo quest'anno vanno sotto lo slogan Autism Pride. Quest'anno, con questa situazione Covid, ovviamente abbiamo potuto fare solo qualche cosa in collegamento online. Pertanto abbiamo pensato di intitolare questa giornata alla concretezza e al fatto di mettere in rilievo il valore delle persone con autismo, i loro talenti, ma anche il valore e il lavoro che le famiglie dell'autismo portano avanti per l'inclusione in tutti gli ambiti dei loro figli. Un lavoro silenzioso, faticoso, complesso, e queste due realtà devono integrarsi. Per la Fondazione Progetto Autismo è stato un anno intenso, particolare, di novità importanti. Vogliamo riassumerle? Sì, la prima novità fondamentale è il rinnovo della convenzione con l'azienda sanitaria, per la quale dobbiamo ringraziare il vicegovernatore Riccardi e il dottor Caporale dell'azienda qui di Udine. E il rinnovo avviene proprio per il centro diurno adulti e per il centro diurno adolescenti, e novità di quest'anno proprio per i gruppi appartamento, palestre di abilitazione. Questo investe 30 persone che potranno così rendersi sempre più indipendenti e anche sollevare le famiglie per il carico assistenziale. Quali progetti per il futuro? Beh, intanto oggi abbiamo presentato la guida a Santa Maria in Valle in linguaggio semplice, Cividale, sito UNESCO, un grande orgoglio, e pertanto questo è un piccolo passo nel cammino dell'accessibilità al sapere. Lo sport, importantissima vittoria nel campionato di A2 di volley per la CDA Talmassons, che da più di un mese non giocava una partita a causa Covid. Al ritorno sul parquet la squadra di Talmassons ha battuto la capolista Busto Arsizio. Di questo e di altro si parlerà tra pochissimo nel consueto appuntamento con Sport FVG. Subito dopo le previsioni meteo a cura di Antonino Renda. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Arrivederci.